Pace a tutti. Amém. Diego, puoi mettere il ritorno qua per me, per favore? Alleluia. Glória a Dio, guarda, non aspettavo guardare e vedere tanta gente oggi in chiesa. Perché questa settimana tante persone mi hanno scritto: pastore, sto andando a viaggiare, sto andando in ferie, sto andando via. Veramente l'ho detto, saremo io e 10 persone qua. Ma Dio ci ha sorpreso. Vedo che ci sono tante visitanti, tante persone che sono venuti, i fratelli di altre chiese, il pastore Rodrigo, le nostre sorelle, mogli dei leggendari che sono qua davanti. Sapete perché il pastore non c'è qua, vero? Perché adesso io sono la moglie di un leggendario. Poverino, non so se mi amerà dopo. Perché sapete che lui è un ragazzo di appartamento. Ma so che Dio farà tante e grandi cose nella sua vita lì. So che sarà un uomo ancora più pieno della presenza del Signore. So che Dio parlerà tanto, darà tanto direzionamento lì. Noi stiamo pregando per questo. Lui non è salito la montagna da solo, ma io sono salito con lui. Perché in questo tempo noi stiamo pregando, noi stiamo partecipando e sentendo quello che sta succedendo. Dio ha parlato, Dio ha ministrato. Io so che Lui tornerà di là con tante grandi cose dalla parte del Signore. Amen? Vorrei che tu salutassi vicino a te, alle persone che è vicino a te. Saluta. Vedi se c'è un visitante, vai da lui, da lei. Se vedi una faccia che non conosci, vai a salutare. Ci sono tante donne qua davanti. Dove sono le nostre donne per salutare le donne che sono qua davanti? C'è anche Brenda che è venuta direttamente dalla Spagna. Alleluia. Amen. Io sono tanto gioiosa nella presenza del Signore. Anche se a volte pensiamo che i combattimenti, le lotte, le guerre che noi viviamo servono per attristare il nostro cuore, noi dobbiamo gioire quando stiamo vivendo un tempo di guerra. E quando noi viviamo un tempo di guerra, e io voglio dirvi una certezza oggi qua, ognuno di noi vive un tempo di guerra. Ognuno di noi sta vivendo una guerra. Ognuno di noi sta passando per un tempo. E chi non capisce questo, molte volte si perde per strada. Noi stiamo perdendo soldati. Noi stiamo perdendo persone perché non capiscono che stiamo vivendo in guerra. Fratelli, noi siamo in guerra. E questa parola Dio mi ha dato 2 settimane fa, quando è successo quello nella mia casa. E quello è venuto per attristare il mio cuore, quello è venuto per distruggere l'armonia, l'allegria, la gioia, perché Satana è specialista in distruggere la nostra allegria. A volte un'allegria piccola, a volte tu stai gioendo per qualcosa di piccolo. Satana è felice di distruggere quelle piccole cose che tu stai vivendo. Sapete che 2 settimane fa ha preso fuoco in casa mia? E io sono una persona che quando io vedo una guerra mi dà ancora più forza. E non sono quella che quando c'è tutto calmo io forse mi accomodo, sto ferma. Ma quando vedo che il nemico comincia ad attaccare, allora il mio spirito comincia a borbogliare. Il mio
mio spirito comincia a fervere, il mio spirito comincia a gigantire, lo Spirito Santo di Dio comincia a dire: noi siamo in guerra. E quella settimana lì, una settimana prima, io avevo fatto cose bellissime in casa mia. Dopo 10 anni che noi abitiamo lì, avevamo cambiato il pavimento, avevo messo un pavimento nuovo, avevo pulito tutta la cucina, tutta la casa. È preso fuoco e non c'era un spazio della mia casa che non era pieno di cose nere dentro gli armadi. E io ho pulito quella cucina in una settimana, ci ho messo per pulire tutto. E io piangevo mentre pulivo. E quando mi veniva da lamentarmi, e quando veniva da dire su a Satana, io mi ricordavo. Quando mi veniva là Satana cercava di mettere l'ira dentro il mio cuore, io mi ricordavo: noi siamo in guerra. E questa parola che voglio lasciarvi oggi, questa sera, c'è un banner che io vi ho mandato, il banner della predica. Amém? Mi manca tanto mio marito, guarda, veramente non pensavo, sembra che non so fare niente. Sono andata al supermercato oggi, non sapevo cosa comprare, non sapevo cosa prendere, camminavo, andavo da una parte all'altra e non sapevo cosa prendere. Sembra che, non so, mi mancava il braccio. La prima certezza oggi che io voglio lasciarvi è che esiste una guerra e che noi siamo in guerra. Io voglio che vi mettiate prima Pietro capitolo 5 versetto 8 per me, per favore. Dice così la parola di Dio: siate sobri, vegliati, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa devorare. Questa parola ci lascia chiaro che esiste una guerra. E quando noi ci addormentiamo, e quando noi pensiamo: io voglio vivere una vita serena, tranquilla, senza lotta, senza frustrazioni, senza che nessuno mi faccia niente di male, noi non capiamo la vita cristiana. La vita cristiana è bellissima, è potente vivere con Cristo, ma noi dobbiamo capire che il diavolo vuole attaccarci e noi siamo il punto che il diavolo vuole attaccare. Noi siamo la persona che il diavolo vuole attaccare. Se noi non abbiamo capito questo, noi pensiamo: guarda come stiamo vivendo quelli là, il diavolo vai attaccare quelli. No, il diavolo non vuole attaccare quelli, il diavolo vuole attaccare te. Il diavolo vuole attaccare te che ha una promessa nella tua vita. Il diavolo vuole attaccare te che ha una parola di Dio sulla tua vita. Il diavolo vuole attaccare te che Dio ha dichiarato qualcosa sulla tua vita. E il diavolo non vuole attaccarti per farti morire, il diavolo vuole attaccarti per fermarti. Il diavolo vuole attaccarti perché tu ti indebolisca. Il diavolo vuole attaccarti perché tu pensi: ma Signore, io sono la tua figlia, perché hai permesso che il nemico toccasse nella mia casa? Il diavolo vuole attaccarti per indebolirti, allontanarti dalla presenza, lamentarti e dire: Signore, tu mi hai portato fino in questa nazione, io ho ricevuto una parola del Signore, ma guarda quante tribolazioni sto vivendo qua, guarda quante situazioni difficili sto vivendo qua, per indebolirti fino a quando tu non ti fermi, per indebolirti fino a quando tu ti addormenti, per indebolirti fino a quando tu non ti incroci le tue braccia e dica: Signore, va tutto bene, adesso mi siedo qua, resto fermo, non faccio più niente, resto ferma
Perché se io mi muovo, Satanás mi attacca. Mas Satanás è felice quando noi siamo fermi. Satanás è felice quando noi non ci alziamo e dichiariamo: guarda, io so che tu mi stai attaccando, ma so anche a chi io credo. Io so che tu ce l'hai qualcosa contro di me, perché so che c'è una parola sulla mia vita, so che c'è una parola sulla mia casa, so che c'è una parola sulla mia famiglia, e so che tu vuoi fermarmi, perché tu non vuoi che l'opera di Dio si compia. Tu sei l'obiettivo di Satana. Il Satana vuole fare la guerra non contro quelli che sono nel mondo, ma contro te, che ha una promessa sulla tua vita. Fratelli, noi dobbiamo avere una certezza che esiste una guerra, e tante persone a volte subestimano il nemico. Tante persone guardano il nemico e dicono: quello lì, Gesù ha già vinto lui, Gesù ha già vinto lui. Ma la parola di Dio dice: siate sobri e vegliati, perché lui viene ruggente, cercando a chi possa divorare, cercando a chi possa rubare la promessa, cercando a chi può distruggere chi l'ha chiamata, cercando a chi può allontanare dalla presenza del Signore. E ti immagini quelli che sono rimasti per la strada perché non hanno capito che è una guerra. Quando noi non capiamo che esiste una guerra, noi ci fermiamo per la strada, stiamo perdendo soldati perché non hanno capito che stiamo vivendo un tempo di guerra. Stiamo perdendo persone perché non hanno capito che la vita con Cristo sì è gioia, è vita eterna, è allegria, ma è anche combattimento. Il nemico vuole fermarti. E quando noi non capiamo che esiste una guerra, noi viviamo come se niente fosse. Quando noi non capiamo che esiste una guerra, noi viviamo come se nessuno potesse toccarci. Non dobbiamo subestimare il nemico, non dobbiamo guardare il nemico e dire: guarda, perché lui ha una strategia contro la tua vita. Lui non viene contro di te con le spade, ma viene contro di te con i fiori. Lui non viene incontro di te a volte dicendoti su, ma viene a volte elogiando chi sei. Potresti fare molto di più se uscissi dalla chiesa. Potresti essere chissà chi se non perdessi così tanto tempo a leggere la parola di Dio. Potresti diventare chissà cosa se non rimanessi tutto il tempo, tutti i sabati in quel culto là. Tu sei grande, tu sei gigante, tu puoi tante cose. Questo è l'attacco del nemico. Lui viene, prende il nostro orgoglio e innalza lassù e dice: così tu puoi. E per questo noi dobbiamo capire che Satana non è da essere subestimato, non so se è così che si dice, sottovalutato. Non è da essere sottovalutato, però Dio, Gesù ha vinto Satana, e noi possiamo vincere se noi vegliamo e siamo sobri. Se noi non ci distraiamo, se noi non pensiamo: oh, vivo nel mondo delle meraviglie. Satana viene ruggente contro di noi, cercando di distruggere la nostra vita cristiana, cercando di allontanarci, cercando di indebolirci, cercando di dirci: ormai è finito il tuo ministero, ormai è finito la tua storia, ormai è finito la tua promessa, ormai è finito la tua chiamata. Ma Dio viene a dirci: io ti ho scelto dal ventre della tua madre, c'è ancora una promessa sulla tua vita. Se siamo cristiani, siamo già chiamati a questa guerra. In Efesini 6:11 dice così:
6, 11, rivestiti della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Vedi, Dio ci ha già radunati per questa guerra. Dio già ci ha innalzati per questa guerra, ma Dio non vuole che noi andiamo contro questa guerra con le nostre forze. Se tu vai con le tue forze, se tu vai con quello che sai, con la tua intelligenza, con quello che hai imparato, tu perderai. Ma la parola di Dio dice: rivestitevi, rivestitevi, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Dio ci ha radunato per una guerra, ma Dio non ci sta lasciando senza protezione. Dio sta dicendo: rivestitevi. Il giorno cattivo viene, il giorno che Satana ci attacca viene. Voi dovete avere l'armatura. Non potete stare distratti, vegliatevi. Noi siamo buoni a volte a pregare: Signore, proteggimi, proteggimi. Ma il Signore ci chiama anche a vegliare, a guardare da dove viene questo attacco, perché sta succedendo questo attacco, cos'è che Satana vuole fare con questo attacco. Toglimi l'allegria, toglimi la gioia che vive Cristo. E perché il nemico vuole attaccarci? Perché il nemico vuole attaccarci? Perché c'è una promessa su di noi. Perché c'è una promessa su di noi. Perché Lui vuole distruggere la parola che Dio ha dato sul ventre della nostra madre. E c'è una storia di un uomo, Sansone. In Giudici racconta questa storia. Sansone, scelto dal ventre da sua madre per essere nazireo, con forza straordinaria, è destinato a liberare Israele dai filistei. Sansone è stato scelto dal ventre di sua madre per essere nazireo con una forza straordinaria, una forza mai vista, una forza incomparabile, scelta dal ventre di sua madre. E è stato destinato a liberare Israele dai filistei. Questa era la promessa sulla vita di Sansone. Questa era la promessa di Dio sulla vita di Sansone, scelto dal ventre della madre con una forza straordinaria per essere il liberatore. Ma come voi conosciate la storia di Sansone, sapete quello che è successo? Satana ha attaccato. Lui non ha capito che era una guerra. Perché? Perché Satana non è venuto con bucchieri di fiori, non è venuto con le spade, è venuto con i bucchieri di fiori. Satana è venuto con un lasso di fiori. Satana è venuto con una bella donna. Satana è venuto coinvolgendo. Satana è venuto distruggendo le sue aspettative. Satana è venuto distruggendo la certezza che lui aveva. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, distruggendo la certezza di Dio, di chi lui è, distruggendo la parola che c'era su di lui, distruggendo la certezza. Forse lui ha pensato: forse non è così grave, forse non è così grave se io faccio questo, forse non è così grave se io vado da questa parte, forse non è così grave se io faccio solo questa cosa qua, se io mi allontano solo un attimino. Sotto la presenza del Signore c'è protezione per la nostra vita. Sotto la presenza del Signore c'è protezione sulla nostra promessa. Dio non ci farà morire senza che la promessa sua si compia in noi. Ma se noi
se noi sappiamo chi siamo. Sansone era scelto dal Signore con una forza mai vista per liberare un popolo. Ma Dio ha detto una cosa, Nazirene: Sansone, tu non dovrai lasciare che tocchino il tuo capello. Sansone è stato coinvolto piano piano. E ha lasciato che Satana rubasse la promessa che c'era nel ventre di sua madre. E è ciò che il nemico vuole fare. E l'uomo dalla promessa grandiosa con una forza straordinaria, scelto per liberare il popolo, alla fine noi possiamo vedere in Giudici 16 versetto 25. Nella gioia del loro cuore disse: chiamate Sansone che ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione e degli si mise a fare i buffoni in loro presenza. Lo posero tra le colonne. L'uomo, c'era una promessa straordinaria, grandiosa, dalla parte di Dio sulla sua vita. In questo momento è davanti ai filistei, davanti al popolo che lui doveva liberare, il popolo di Dio, e è diventato un pagliaccio. Zombano di lui, ridano di lui, prendono in giro lui, l'uomo in cui Dio l'ha chiamato per fare qualcosa di straordinario. Satana non vuole rubare ciò che Dio ha dichiarato sulla tua vita, ma lui comincia piano piano. Lui non viene con la spada e dice: Andrea, combattiamo. Lui sa, Andrea si arrabbierà se io distruggo tutto il suo lavoro di una settimana. Lei mormorerà, lei piangerà, lei dirà: Signore, ma perché? Perché lui sa che se noi puliamo il pavimento e qualcuno ci pesta, vero? Ce l'abbiamo. Se una donna pulisce il pavimento e viene un bambino con il piede tutto sporco, noi ce l'abbiamo. Ma il nemico ha cercato di togliermi. E lo Spirito Santo mi ha detto: noi siamo liberi. Chi vincerà nel tuo cuore oggi? Chi vincerà nel tuo cuore oggi? Io ho pregato, non pensare che sia facile, perché cominciavo a lamentare e mi ricordavo, voglio togliere quello che Dio ha per me, voglio farmi ritornare, perché io divento un pagliaccio. Come vincere la nostra guerra? Se esiste una guerra, se noi siamo in Dio, deve esserci un modo di vincere questa guerra. E come possiamo farlo? Salmi 34, versetto 7 dice così: l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo del Signore accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Io amo questa parola, perché temere Dio non è avere paura di Dio, è avere rispetto e obbedienza alla sua parola, è rispettare ciò che Dio ci dice. E esiste una promessa su di noi: Dio non ci lascerà mai soli. Gli angeli del Signore sono a proteggerci. Ma come possiamo vincere questa battaglia? Temendo il Signore, rispettando e obbedendo alla sua parola, chiedendo le legalità del nostro cuore. Non so se dice legalità, si capisce quello che è?
chiudendo le legalità che noi apriamo, le brecce che noi apriamo nel nostro cuore, uscendo dal comodismo. Dici: Signore, quante volte mi prendo lì a guardare cose che mi rubano il tempo, a vedere, a fare cose che non mi spendono lo stesso tempo. Si può divertire, si può fare tutto, fratelli, ma non si può vivere nel comodismo cristiano e spirituale, nel comodismo che ci allontana dalla presenza del Signore, nel comodismo dove noi non sentiamo più voglia di stare alla presenza del Signore, nel comodismo dove noi non sentiamo più voglia di leggere la sua parola, o di pregare, o di stare in comunione, o di venire in chiesa. Non si può vivere nel comodismo. E del comodismo non possiamo toglierci nessuna, non ci può toglierci nessun altro, ma dobbiamo posizionarci noi. Ecco la parola che ogni predica: posizionarci. Dobbiamo posizionarci noi. Dobbiamo posizionarci noi. Dal comodismo dobbiamo posizionarci noi. C'è una sorella qua che qualche giorno fa io sono andata a un shopping, stavo lì camminando e io che predico o posizionamento, lei mi ha predicato o posizionamento. Tu devi posizionarti, pastore. Dai. Devi cominciare. Devi cominciare tu a camminare. Tu vuoi allenarti, devi cominciare. Un po' alla volta. Una barriera alla volta, un tempo alla volta. Ma noi dobbiamo dare un basta al comodismo che ci allontana dalla presenza di Dio. E arriva un tempo che tutto sembra che non c'entra niente. Io posso fare perché non c'entra niente, io posso essere perché non c'entra niente, io posso andare perché non c'entra niente, io posso vivere così perché non c'entra niente. Quando noi vediamo, noi non c'entriamo niente più con la vita cristiana e ci allontaniamo dalla presenza di Dio, perché noi viviamo una vita che non c'entra niente. Gli angeli del Signore sono intorno, proteggono, liberano coloro che temono il Signore. Esiste una promessa, esiste qualcosa da fare. Temere e obbedire la sua parola, obbedire il comandamento, obbedire ciò che Dio ci ha detto. La parola di Dio dice anche: non date posto al diavolo. Come vincere una guerra? Non date posto al diavolo, non aprite breccia, non aprite breccia, non aprite legalità, non date legalità a Satana. Consacratevi, rinunciate finché non c'è più niente da rinunciare. La rinuncia fa parte della vita cristiana. Se noi non stiamo rinunciando niente per vivere una vita cristiana, allora noi stiamo camminando in modo sbagliato. Noi dobbiamo rinunciare, perché il nemico cercherà di mettere porcheria dentro di noi, immondizia dentro di noi. Ma noi, Signore, io blocco questa azione di Satana nella mia vita. Io esco dal mio comodismo, io non do spazio al diavolo perché lui possa agire dentro di me, perché lui possa allontanarmi. Signore, portami di nuovo al luogo dove io piangevo la tua presenza. Portami di nuovo al luogo dove la tua presenza bruciava dentro di me. Portami di nuovo, Signore, a quei momenti e che non era mai troppo stare la tua presenza. Portami di nuovo, Gesù, dove io possa conoscerti di nuovo, iniziare a camminare con te. C'è una frase che io ho già detto, penso che ogni predica qua, e che io l'ho sentita in una conferenza, e questo mi ha cambiato, questo mi ha trasformato. E io, sapete che io prego posizionamento sempre, ma io prego prima per me. E a volte impassiamo, diventiamo persone così e pensiamo che le provazioni che stanno arrivando contro di noi sono sempre quello che il diavolo sta buttando contro di noi.
mas se noi abbiamo legalità a Satana, se noi diamo spazio di agire nella nostra casa, nella nostra vita, distruggere ciò che Dio ha innalzato. E questa la frase è così: se non esce dal deserto, meglio che sia entrato. Quanto si ricordano questa frase? Già detto un po' di volte qua. Se non esce dal deserto, meglio che sia entrato. Allora non è stato Dio a metterti lì, sei stato te stesso. Se tu non esci dal deserto trasformato, pieno della presenza del Signore, se non esci dal deserto dicendo adesso io vado lì e libererò questo popolo, adesso io vado e proclamerò il Vangelo a questa nazione, adesso io innalzerò la mia voce, la voce che Dio mi ha detto che userebbe in questa nazione, e proclamerò. Se io non esco dal deserto con forza e fede e coraggio, è perché io ci sono messo dentro questo deserto, è perché io ho aperto una legalità per Satana per usare la mia vita. E quindi quando tu esci dal deserto, ou você sei in deserto, e se tu sei in deserto che non esci più, comincia a chiedere al Signore: Signore, se mi sono messo io qua, se mi sono messo io in questa situazione, fammi capire come uscire qua. Il pastore ha predicato una volta e ha detto così, che a seminatura è una cosa che noi dobbiamo raccogliere. Ogni cosa che noi seminiamo, la cosa che noi dobbiamo avere paura è della nostra seminatura, perché ciò che noi seminiamo, quello noi raccogliamo. Però mentre noi raccogliamo, noi seminiamo per il futuro che verrà. La seminatura è una cosa che noi dobbiamo fare. Raccogliere è una cosa che dobbiamo fare, ma mentre raccogliamo possiamo seminare cose buone per il futuro che verrà. L'ultima cosa è: rinnova la tua mente. Rinnova la tua mente. Rinnova la tua mente per le cose che Dio vuole fare. Rinnova la tua mente per il nuovo di Dio. Rinnova la tua mente per quello che tu vedi. Rinnova la tua mente. La nostra mente è un combattimento molto forte e noi dobbiamo prendere cura di questo. Guarda, non so quante volte al mese io metto la mano na minha testa, mette la mano na tua testa, mette la mano na tua testa e dici così: esci nel nome di Gesù. Proprio così. Quel pensiero, quella debolezza, quella cosa distruggente vengono contro di te. Metti la mano na tua testa e fa: esci nel nome di Gesù. Io dichiaro potenza di Dio sulla mia mente. Io dichiaro potenza di Dio, controllo di Dio sui miei pensieri. Esci nel nome di Gesù. Quante volte io faccio questo? Perché esiste un combattimento molto grande. Esiste un combattimento. Immaginate Mosè. Il suo nome significa torto dalle acque. Colui che è stato torto dalle acque. In quel tempo non esisteva il bullying, vero? Penso di no. Ma ogni volta che li chiamava Mosè, lui sentiva torto dalle acque. Tipo, nessuno mi ha voluto, mi hanno buttato così. Mi hanno lasciato lì dentro un cesto per morire. Mosè, noi sentiamo così, ma lui sentiva torto dalle acque. Da lontano, torto dalle acque, vieni qua. E ti immagini sentire questo tutta la vita? Lui non sapeva chi era, cosa faceva, perché era lì, in quel posto. Figlio di chi era? Abitava nella casa di Faraone, era per Giacobè, non sapeva. Era una confusione gigante nella sua mente. E lui sentiva: oh, ragazzino torto dalle acque, vieni qua.
Mas sabe que Satana vuole farci vedere le nostre difficoltà proprio così? Adesso se noi rinnoviamo la nostra mente, se noi cominciamo a pensare in altro modo, Mosè è stato messo nelle acque, è stato tolto dalle acque, gli è stato dato il nome di Mosè, tolto dalle acque. Ma se noi pensiamo che lui non è stato abbandonato, ma lui è stato salvato per una promessa che Dio aveva nella sua vita. Lui non è stato abbandonato, lui è stato liberato da Dio per liberare il suo popolo. Dio aveva una promessa per la vita di Mosè e Satana voleva prenderlo in giro, fare bullying con lui. Oh, il ragazzino torto dalle acque. No, il ragazzino è stato salvato dalle acque perché aveva una promessa grandiosa nella sua vita, che era liberare il popolo di Dio. E Satana vuole distruggere la nostra mente pensando: oh, Andrea, vai là, quel paese, Dio ha una promessa per te. Josi, Dio ha una promessa per te. Eliane, Dio ha una promessa per te. Sandra, Dio ha una promessa per te. Marive. E succedono tante difficoltà, tante frustrazioni, tante. E il nemico vuole che noi puntiamo quello. Frustrazione, difficoltà. E non pensiamo: Dio mi ha messo come una voce in questa nazione. Dio mi ha scelto. Dio ha una promessa sulla mia vita. Dio mi ha tolto dal Brasile in un modo che non mi aspettavo. Io particolarmente ho una storia molto difficile, mai nella mia vita è successo cose terribili nella mia vita perché io arrivassi qua. E non sono venuta qua perché io volevo, ma perché sono stata obbligata. E una volta io mi lamentavo, dicevo: mio Dio, ma io ho detto: Dio aveva una promessa nella mia vita. Allora Dio mi ha tolto dal Brasile e mi ha portato qua. Cominciamo a rinnovare la nostra mente. Se noi pensiamo a Giacobbe era l'ingannatore. Ma noi sappiamo che dal ventre della madre Dio aveva già scelto Giacobbe come principe. Dio aveva già scelto Giacobbe come liberatore. Dio aveva già scelto Giacobbe, ma il nemico voleva che lui pensasse che lui era quello che cercava di prendere il posto di suo fratello, l'ingannatore, quello che non stava compiendo quello che doveva essere compiuto, ma che stava andando controcorrente. Ma Dio aveva già scelto Giacobbe, Israele, liberatore dal ventre di sua madre. Ma Satana, sapendo di questo, voleva mettere nella sua mente che lui era l'ingannatore, fino al giorno in cui lui non si è posizionato e Dio lo ha chiamato principe, liberatore. Satana vuole che la nostra storia sia fatta di cose tristi, di tribolazioni, ma cominciate a guardare un po' come siete arrivati, come avete fatto, cosa avete passato e oggi siete qui. Dio non ti ha lasciato morire nel deserto, Dio non ha lasciato disperare nel deserto, ma esiste una promessa che continua a compiersi nella tua vita. Dio non ti lascerà morire nel deserto. Satana non ti darà un nome che non è il suo. Satana non toglierà il nome che Dio ha per te. Giuseppe venduto dai suoi fratelli, no. Giuseppe venduto dai suoi fratelli. Immagine oggi, se noi sentiamo che qualcuno ha parlato male di noi, questo diventa già scioccante. Perché Dio, ma qualcuno ha parlato male di me? Perché sono la tua figlia, io sono qua, sto predicando la tua parola e ci sono persone che parlano male di me. Ocelia,
immagini essere venduto dai propri fratelli. Ti immagini, a Caterina mi ha raccontato questa settimana di un ritiro che lei è andata. La Caterina è la moglie di presbitero Giacomo. Quando vieni qua, lei ci vede con benvenuto, perché da 3 mesi che per la gravidanza, per il bambino, manca qua. E lei mi ha raccontato che un giorno ha fatto un teatro, ha fatto un ritiro, che loro hanno pagato tantissimo, sono arrivati lì. Cosa c'era? Loro facevano come se loro fossero Giuseppe. Prima di tutto li hanno fatto diventare schiavi, hanno messo delle catene su di loro, panno di sacco, camminare, e poi cominciato a vendere loro, a fare leilão, all'asta. Chi dà di più, dopo hanno fatto mangiare, hanno buttato loro in un pozzo, e lì hanno cominciato a capire veramente quanta sofferenza c'era in questa storia. Venduto dai propri fratelli. Ma se Giacobbe mettesse questo nel suo cuore, generasse rabbia, odio, questo nel suo cuore, lui non sarebbe diventato chi Dio voleva che lui diventasse. Giacobbe venduto dai suoi fratelli. No. Giuseppe venduto dai suoi fratelli. No. Inviato in un posto specifico per salvare il popolo di Dio dalla fame. Questo cambia tutto. Quando noi cominciamo a vedere, questo cambia tutto. Quando noi cominciamo a guardare con gli occhi che Dio guarda, con gli occhi che Dio vede, cambia tutto. Giuseppe venduto dai suoi fratelli. No, Giuseppe inviato per salvare il popolo di Dio in un tempo specifico dalla fame. Il Signore vuole che tu guardi la tua vita. Il Signore vuole che tu guardi la tua storia, cominci a guardare con gli occhi di Cristo, con la mente di Cristo, una mente rinnovata. Wow, tante difficoltà, tanti problemi, ma una famiglia in piedi adorando il Signore. Una famiglia innalzando il nome del Signore, una famiglia glorificando il nome del Signore, una famiglia riunita adorando il suo nome. Ci sono casi qua in questa chiesa di persone che hanno passato per il cancro, per il tumore, per tanta malattia. Chi è stato guarito qua dal Signore da una malattia molto forte? C'è la nostra sorella Cattinha, c'è la nostra sorella Josie, c'è qualcun altro che Dio ha liberato, che Dio ha salvato. Depois si fa, Signore, io servo il Signore da tanti anni. Come hai permesso che un tumore invadesse il mio ventre? Come hai permesso che un cancro invadesse il mio corpo? E tu non sei stata invasa da un cancro, tu sei stata liberata da un cancro, tu sei stata salvata da un tumore, tu sei stata guarita da una malattia che oggi i medici dicono che è mortale. Tu sei stata guarita, tu sei stata liberata da questo per la gloria di Dio, per essere testimonianza di che Dio può fare, che Dio può guarire. E non importa se è stato tramite una chirurgia o tramite i medici o tramite una medicina, Dio può farlo, perché oggi noi abbiamo una sentenza sulle persone con i cancri, con i tumori. Oggi noi abbiamo una sentenza di morte, ma Dio dice no, tu non sei stato affetto da una malattia, tu non sei stato distrutto da qualcosa, tu sei stato liberato. Andrea, tua casa non ha preso fuoco, io ti ho liberata dal fuoco, io ti ho liberata. Perché quando noi capiamo che noi siamo in una guerra, noi capiamo che il nemico attacca,
Ma se noi temiamo e camminiamo sotto la protezione di Cristo, gli angeli vengono. E io sono rimasta impressionata con quell'uomo che è arrivato lì, perché non poteva essere un uomo più giusto. Sembrava che lui era pompiere, sembrava che lui era muratore, sembrava che lui era pittore, sembrava che lui era elettricista, tutto allo stesso tempo, perché lui sapeva esattamente come e cosa fare. Perché sono stata 15 minuti a buttare acqua sul fuoco, perché se tu vedi acqua, tu pensi cosa? No, se tu vedi fuoco, tu pensi cosa? Acqua. Non sono solo io, vero? Spero. Perché dopo che ho raccontato tutti mi hanno detto: no, ma non si fa così. Volevo vedere voi. E io riempivo delle vasche di acqua. Delle vasche di acqua e le buttavo sopra, pensando che stavo facendo. Ma la mia casa non ha preso fuoco. Dio ha liberato i miei figli dal fuoco. E vi dico un'altra cosa: in quello stesso giorno, mezz'ora prima, la mia mamma era in chiesa a pregare, perché lei ha visto 2 bambini che correvano per la strada e gridavano: aiuto, aiuto, aiuto. E questi erano i miei figli, perché i miei figli sono usciti per la strada e sono loro che hanno portato qualcuno dentro casa mia. E mio figlio più grande gridava aiuto così alto che io sentivo là di dentro. E mia mamma mezz'ora prima era andato, aveva avuto un sogno in cui lei vedeva 2 bambini in mutanda, che veniva un vento, toglieva i suoi vestiti e loro erano in mutande fuori di casa che urlavano. Non era la casa mia, ma lei non ha riconosciuto la casa, però perché lei non è mai venuta in casa mia, lei non sapeva chi era. Lei ha raccontato questo alla mia sorella. Quando io ho raccontato questo alla mia sorella, ha detto: tu non sai di una cosa, la mia mamma mi ha appena raccontato. E mi ha detto: Kesia, fai attenzione a Lorenzo, che è il figlio della mia sorella, perché io ho sognato questo, ma io ho già pregato e io so che Dio libererà. Mezz'ora prima la mia mamma era là dentro che pregava per liberazione. Io non sono stata affetta, la mia casa non è stata distrutta dal fuoco. Dio ci ha liberato, perché gli angeli del Signore sono intorno a coloro che lo temono. Rinnova la tua mente oggi, rinnova il tuo spirito, comincia a vedere: Signore, è successo questo, ma perché perché un'altra cosa succedesse. Signore, è successo questo perché oggi io fossi qui nella tua casa, perché oggi io fossi qui nella tua casa, perché oggi alcuni hanno perso il lavoro, perché il lavoro non lasciavano più loro venire in chiesa. Oggi sono qui nella casa del Signore, perché Dio ha cosa di meglio per te. Dio ha la sua presenza, Dio ha la gioia di stare nella casa del Signore, e Dio vuole distruggere quella cosa che ti allontana dalla sua presenza. Noi siamo in guerra, fratelli, e se noi non capiamo questo, noi rimaniamo feriti per la strada e fermi. Ma Cristo ha vinto in quella croce. Cristo ha vinto in quella croce. Cristo ha vinto Satana. Cristo ha vinto la morte. Cristo ha vinto, e Satana è stato vinto per sempre. Perché oggi tu potessi dire: con Cristo io posso ogni cosa. Non nella forza del mio braccio, ma con Cristo io posso vincere le battaglie. Con Cristo io posso vincere le mie guerre. Con Cristo io posso restaurare la mia casa. Con Cristo io posso rifare tutto di nuovo. Con Cristo io posso ricominciare la mia vita. E ricominciare, e Dio mi parla tanto quando dobbiamo ricominciare, perché io ho dovuto ricominciare a pulire. Ma ricominciare a pulire cosa? Una casa che Dio mi ha dato e che Dio mi ha liberato. Ricominciare cosa? Non era ricostruire una casa dal zero, era pulire qualcosa che Dio mi aveva già dato. È ricominciare. E quando noi non vogliamo ricominciare,
perché pensiamo, ho già fatto questo una volta, ho già fatto questo un'altra volta. Lì noi stiamo decretando quello che vogliamo per la nostra vita. E oggi vorrei che tu pensassi questo: con Cristo io posso vivere, con Cristo io posso vivere di nuovo qualcosa di straordinario, con Cristo io posso vivere di nuovo la sua presenza, con Cristo io posso essere restaurata, rinnovata, rialzata dalle tenebre per vivere nella luce gloriosa di Cristo. E quando Cristo ti alzerà per la sua gloria, tu fai le cose con intensità, fai le cose con gioia, fai le cose con il miglior modo possibile, perché tu stai facendo per Cristo. Quando Cristo si è donato in quella croce, Lui non dice toglimi solo un braccio, ma lasciami l'altro braccio. Dio non ha detto fammi un po' di male, ma non fammi soffrire. Dio ha consegnato se stesso interamente, se stesso, per te e per me. Quando tu devi fare qualcosa per Dio, qualsiasi cosa per Dio, fallo in modo intenso, fallo in modo intero, fallo in modo completo, perché Dio ti vuole al completo. Cristo ti vuole al completo, perché hai completo, per completo Lui si è consegnato in quella croce, perché oggi tu potessi dire con Cristo io sono più che vincitore. Amém? Ti invito ad alzare in piedi in questo momento. Alza in piedi in questo momento. Alleluia, Signore. Eu so che Dio ha un nuovo inizio per tante persone qua. Eu so che Dio vuole togliere le persone dal comodismo. Eu so che Dio vuole togliere le persone dalla legalità che hanno aperto e che hanno distrutto i cuori, hanno distrutto la presenza che questa persona sentiva. Eu so che Dio vuole. Eu so che Dio vuole fare qualcosa di nuovo nella tua vita. Eu so che Dio ancora c'è una promessa su di te. Ti invito a chiudere i tuoi occhi in questo momento.